Allora, dato che eravamo in Piemonte, abbiamo deciso di approfittare di questa occasione e di andare in Valle d'Aosta. Quindi ci rimaniamo per 2 giorni, anche perché Matteo deve riscuotere il suo regalo di laurea da parte mia. Che ancora non sappiamo bene quale sia, o meglio quale sarà. Sì, perché ha più possibilità, deve semplicemente scegliere, anche se è domani, quindi devi sbrigarti a scegliere. Sì, capo. E niente, sono troppo entusiasmata. Sono troppo entusiasta. Fantasmagorico. Sono troppo entusiasta. C'ho fame. Adesso andiamo a Lilaz e mangiamo. Mangiamo un po' di grissini che ci hanno dato alla coppa. Buoni. No, sono buoni davvero. Sì, sì. Proprio onesto. Ecco cosa succede quando dai da mangiare un grissino a Matteo, guarda. Racconta che abbiamo preso. Allora, abbiamo preso salsiccette di barbabietola, la stavolta 4 e non una. Mezza dometta l'ho presa. Penso prendere la gente, scrive intanto. La mangiamo. Poi guarda che ho preso come snack. Oh, che cos'è? Le tegole, Le tegole? tipico valdostano. Sono Ah, fatte con le nocciole, le noci. spuntino veloce. Come ti senti? Emozionato? Molto, molto. Finalmente siamo nella nostra terra. La nostra, non proprio. Acquisita. Ciao Castorie, siamo a Lilaz, stiamo andando verso il lago Loie. Quindi oggi sì, una bella escursione. Senti, ma c'è tempo per un bel bicchiere di GNP? No. Va bene. Alle mie spalle c'è la famosa frana di Champlong. Quando parte dalla montagna, franò, venne giù e diede origine a tutta la fascia di terreno che abbiamo al di là della Doria Baltea.
Tegole Valdostane, siamo al lago, così la regia? Loie. Sì, siamo al lago Loie, è meraviglioso anche se è diventata una spiaggia pubblica, manca solo il bagnino con la bandierina se si può nuotare Già. almeno. Comunque qui è veramente stupendo, il lago di Loie o Lui, non so come si chiama bene, si trova a 2346 metri, è veramente bellissimo, ci sono un sacco di girini dentro, molto dolce. Matteo è andato lassù da qualche parte a cercare di rimediare un po' d'acqua, a vedere se si può prenderla, perché l'abbiamo finita salendo. Allora che storia di disavventura alla fonte d'acqua. Un attimo risalito la cascatella che c'era perché ci hanno detto di aver trovato un teschio di un animale dentro l'acqua, allora è meglio non berla. Allora, sono risalito, ecco, per andare a cercare la fonte, eppure la fonte era, non dico secca, ma comunque non si poteva prendere l'acqua, usciva a goccioline, rasente la roccia, era impossibile, quindi purtroppo siamo a secco, quindi berremo all'Ilaz. Ieri quando eravamo tornati eravamo troppo stanchi, abbiamo pensato solo a lavarci e a mangiare e ovviamente dopo a dormire. Comunque abbiamo alloggiato in questo posto che si chiama Bed and Breakfast Miravalle, molto carino, dolce, pulito, con un panorama bellissimo, e quindi abbiamo alloggiato qui per una notte, ci siamo fermati per poi proseguire qualche giro qui in Valle d'Aosta e poi ritornare di nuovo nel Piemonte. Comunque la quantità di turisti ieri per andare al lago di Loi era esorbitante. Ce n'erano così tanti, non solo escursionisti ma proprio turisti. Troppa gente, hanno trasformato il lago alpino in una spiaggia, non lo so, a noi non piacciono molto queste cose. Questa trasformazione esagerata della natura, non lo so, nel senso che c'era poco contatto tra te stesso e la natura, cioè quella sensazione di stare in mezzo alla natura, la sensazione di respirartela, di vivertela veramente, quindi questo. Qui vicino dove abbiamo dormito, al Bed and Breakfast, fanno parapendio. Ora, oggi è il momento in cui Matteo vi riferisce alcune curiosità sulla parola parapendio. C'è un'etimologia molto particolare. Era più o meno il 1984, quando un gruppo di escursionisti andò in cima ad una montagna con questa vela e queste corde. Uno di loro chiese: ma da dove ci lanciamo oggi? E la guida, guardandosi intorno, indicò un punto super elevato e disse: pare un pendio quello. E da lì nacque la parola parapendio. Vedi quante informazioni vi dà Matteo, eh?